Un violento nubifragio ha colpito ieri sera la riviera del Brenta, accaduto proprio a 3 anni dal tornado. L'assessore alla protezione civile di Dolo: sembra una maledizione. Maxi operazione dei Carabinieri di Venezia con il sequestro di quasi 400 auto utilizzate per rapine e furti da bande di tutta Italia. L'indagine partita da Mestre. Mose, lavori fermi da 1 anno, cosa intende fare il governo? Il contenuto dell'interrogazione parlamentare spedita dal deputato veneziano Pellicani. Il giorno del CONI, domani al Foro Italico si deciderà che nome affiancare alla candidatura delle Olimpiadi 2026, non è chiaro se l'esito arriverà in giornata. Sandona di Piave, dopo la riconferma di Ceresera arriva la decisione di Forza Italia, Leo fuori dal Consiglio Comunale, dentro Francesca Zaccariotto. Allarme moto ondoso dalle associazioni di Voga di Punta San Giuliano, raccolti una serie di filmati sulle prodezze dei motoscafi, iniziativa di protesta giovedì. Grande successo per i piloti maghi delle acrobazie automobilistiche, si è conclusa a Chioggia la 3ª edizione di drifting con lezioni di guida sicura insieme alla polizia. Buonasera, ben ritrovati dall'edizione veneziana dei nostri TG. In primo piano la nuova ondata di maltempo che ieri sera si è abbattuta sul veneziano, particolarmente colpita l'area del Miranese e la riviera del Brenta, e proprio qui a 3 anni esatti di distanza dal tornado si è rivissuto l'incubo. Vediamo. 8 luglio 2018. A distanza di 3 anni in Riviera torna l'incubo. Il vento, gli alberi che cadono a terra. Inevitabile tornare con la mente a 3 anni fa, quando il passaggio del tornado ha devastato strade, case, negozi e ucciso una persona. E proprio nel giorno in cui la Riviera ha voluto ricordare il triste anniversario con una biciclettata. È proprio una maledizione, sì, infatti stiamo pensando di cancellare questa data dal calendario. Non è stato esattamente lo stesso tipologia di evento, fortunatamente. Abbiamo stato comunque un temporale di una certa entità, con raffiche di vento abbiamo dei dati quasi non confermati ma quasi certi, si parla di 120 km/h. Un centinaio le richieste ai vigili del fuoco, da Sandonà, Mira, Mirano, Vigonovo, Pianiga, Spinea, e ancora una volta il comune più colpito è stato quello di Dolo. Tanta paura, il primo pensiero è ricorso a 3 anni fa ovviamente, quindi l'ansia era tanta, però da questo, cioè l'esperienza di 3 anni fa ha fatto in modo che fossimo pronti immediatamente a questa emergenza, e quindi alle 21:35, anzi esattamente abbiamo controllato prima l'emergenza è scattata alle 21:31, quindi eravamo già pronti a intervenire, abbiamo attivato fin da subito la polizia locale, la protezione civile, i vigili del fuoco, e abbiamo anche chiamato le ditte che gestiscono il verde a Dolo per gli interventi più rilevanti, quindi sì, ci siamo attivati praticamente immediatamente. Auto danneggiate, alberi caduti, per fortuna nessuno è rimasto ferito. La stima dei danni ce l'abbiamo tra un paio di giorni, comunque abbiamo diverso, appunto il patrimonio arboreo è difficile da quantificare, abbiamo qualche danno, qualche recinzione dovuto principalmente alla caduta dell'albero che ha danneggiato le recinzioni. Abbiamo in foro boario 2 auto che sono state danneggiate, un'auto e un furgoncino, però la somma dei danni comunque si parla di qualche decina di migliaia di euro. E restiamo a Dolo, dove sabato sera un anziano 80enne ha rischiato di annegare nelle acque di un fiume, accaduto in piazza Cantiere, dove stava per iniziare uno spettacolo, quindi c'erano molte persone. Ad un certo punto un giovane studente universitario si è accorto dell'anziano e non ha esitato a buttarsi in acqua per salvarlo e riportarlo all'asciutto, grazie anche all'aiuto del sindaco Polo, che si è dato da fare assieme ai volontari della Croce Rossa. A quel punto l'anziano, conosciuto e seguito dai servizi sociali, è stato trasportato al pronto soccorso. Con ogni probabilità aveva alzato troppo il gomito, comportandosi poi in maniera decisamente fuori dalle righe. Il ragazzo che si è tuffato riceverà un riconoscimento nel corso della prossima seduta del Consiglio Comunale.
Ancora cronaca con la maxi operazione dei Carabinieri di Venezia che ha portato al sequestro di 400 auto in tutta Italia utilizzata per mettere a segno furti e rapine. L'indagine è partita da Mestre. Sentiamo. La caccia è aperta in tutta Europa a 386 auto e moto sequestrate per ordine del Tribunale di Milano in seguito agli accertamenti dei carabinieri del nucleo investigativo di Venezia su alcuni reati contro anziani compiuti nella città metropolitana da diverse bande di rom. Sono gruppi criminali itineranti che spaziano purtroppo in tutto il territorio nazionale, prevalentemente abbiamo visto noi anche qui negli ultimi giorni nella provincia di Venezia, ma così sono rapidi e dinamici nei loro spostamenti. Oggi sono qui in Veneto, domani in Lombardia e dopodomani in Emilia-Romagna. Tutti i veicoli per i quali è scattata l'ordinanza di sequestro erano intestati alla stessa persona, un pregiudicato 28enne siciliano denunciato per falso ideologico. In cambio di poche decine di euro sbrigava tutte le pratiche per la proprietà in diverse agenzie di Milano, consentendo a varie bande di delinquenti di avere a disposizione auto sicure per commettere i loro crimini. Alcune di queste autovetture, oltre che per commettere reati di furti e rapine, sono state anche utilizzate per lo spaccio di stupefacenti ad opera di nordafricani, quindi è un'indagine che si allarga a più filoni. Decine di sequestri sono già stati eseguiti in una dozzina di province del nord Italia e non solo. Abbiamo inserito queste autovetture sia su la banca dati disponibile alle forze di polizia in Italia, ma soprattutto disponibili proprio in tutta Europa. È una banca dati che si avvale della collaborazione di Schengen, una banca dati che ha già consentito al momento di sequestrare già 25 autovetture in diversi stati d'Europa, Francia, Spagna, Germania, Austria. L'obiettivo dell'azione, spiegano i carabinieri, è colpire un gran numero di gruppi criminali, privandoli dei mezzi necessari ai loro spostamenti in totale anonimato in Italia e in Europa. È ancora ricoverata in ospedale in condizioni stabili la bimba di 1 anno e 8 mesi che sabato ha rischiato di annegare nella piscinetta del giardino di casa, una villetta a Salzano. Vogliono ringraziare dal profondo del cuore tutti coloro che si sono dati da fare per salvare la piccola, dimostrando non solo professionalità ma anche un cuore grande così, non lasciando nulla di intentato. E questo è il messaggio positivo che trapela dai parenti della piccola. A lanciare l'allarme era stata la mamma che si era assentata per un momento per andare in cucina lasciando la bimba in giardino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno poi trasferito la piccola dopo averla intubata in elicottero all'ospedale di Padova. I medici per ora preferiscono non sciogliere la prognosi anche se trapelerebbe un cauto ottimismo. Si attendono le prossime ore per capire l'evoluzione del quadro clinico. Parliamo ora di Mose tra cantieri fermi e aggravio dei costi. Che cosa intende fare il governo? L'interpellanza urgente al Ministero delle Infrastrutture, quella del deputato PD Nicola Pellicani. Sentiamo. Mose, lavori fermi da quasi 1 anno. Ecco le foto che mostrano tra Chioggia, Lide e Malamocco il degrado dei diversi cantieri tra stato di abbandono completo e crisi, con erbacce quasi ciclopiche e detriti al posto dell'attesa grande opera. Questo è in sintesi il contenuto dell'interpellanza parlamentare spedita da Venezia dal deputato PD Nicola Pellicani. Chiede al Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli di intervenire al più presto. Il Governo non ha ancora speso una parola sul Mose, che è la più grande opera pubblica in corso di realizzazione in Italia, che costerà alla fine 5 miliardi e 700 milioni ai contribuenti. Cosa intende fare il Governo del cambiamento? Per quanto mi riguarda quest'opera io non l'avrei mai iniziata, ma siamo giunti a oltre il 90% dei lavori. A lavori, come detto, fermi, si sta assistendo a fenomeni di corrosione e deterioramento dei materiali, con un conseguente aggravio dei costi di manutenzione divenuta da ordinaria a straordinaria, viste le criticità elencate. E quindi bisogna vedere lo stato di salute delle opere già realizzate. Ci sono studi che indicano che ci sono fessurazioni sui cassoni, quindi quest'opera va manutentata, ma soprattutto dovrebbe finire nel 2018 per entrare in funzione nel 2021, ma se i lavori sono fermi da quasi 1 anno, io voglio chiedere al Governo cosa intende fare. Se i cantieri riprendono, c'è un contenzioso in atto tra le imprese e il Consorzio Venezia Nuova.
ci sono strategie diverse per rivedere dal provveditore ai commissari straordinari, quindi bisogna far chiarezza. Chiarezza chiesta anche a nome dei tanti lavoratori che vivono nella conflittualità dell'oggi per oggi. Da quando si è insediato il Ministro non ha ancora pronunciato la parola Mose. Olimpiadi invernali 2026, domani a Roma il vertice del CONI per decidere la candidata italiana. Cortina è una scelta di merito, dice il governatore Zaia, sarebbe una vera e unica Olimpiade della neve. Sentiamo. Il giorno del CONI, domani al Foro Italico quei 3 dossier saranno definitivamente messi sotto la lente. Obiettivo dare un nome da affiancare alla candidatura italiana delle Olimpiadi invernali 2026. Non è chiaro se l'esito arriverà in giornata o se ci sarà bisogno di ulteriore tempo, ma è indubbio che l'asso nella manica del Veneto, Cortina Dolomiti, abbia sparigliato le carte, per un motivo concreto: l'analisi tecnica dei vantaggi e delle cifre, l'analisi che il governo ha chiesto al CONI di usare come vero parametro. La battaglia agli sgoccioli lo sa bene chi, come il numero 1 di Palazzo Balbi, ha lanciato la sfida supportato dal mondo imprenditoriale. Cortina è l'outsider, ormai lo riconoscono tutti. Cortina è riuscita a porre una questione che è la questione di merito. O candidi una realtà come Cortina, che è il complesso degli sport invernali più grande d'Europa, dove le 15 discipline olimpiche si svolgono tutte in montagna, oppure candidi in una città metropolitana con i vantaggi e gli svantaggi di una città metropolitana. Uno per tutti, faccio l'esempio di Milano. Milano, delle 15 discipline olimpiche, 5 le farà in città, e di neve lì non ce n'è tanta, è ghiaccio, 5 le farà nella montagna lombarda e 5, anche se non si dice mai, lo dico io, le farà in Svizzera, a St. Moritz. Che senso ha pensare di portare avanti una promozione di sport invernali olimpici valorizzando comunità che non sono italiane? Un'Olimpiadi invernale nel senso vero della parola. Cortina dà questo vantaggio di avere la valorizzazione di tutto il patrimonio di impianti per gli sport invernali. Le Olimpiadi si farebbero 5 anni dopo i campionati del mondo, quindi approfittiamo degli investimenti fatti, e si tornerebbe al vecchio principio che le Olimpiadi invernali si fanno dove c'è la neve, dove si vive di sport invernali. Anche alla vigilia del vertice del CONI ritornano gli appelli dei giorni scorsi. Torino le ha già ospitate nel 2006, Milano ha avuto l'Expo, ora tocca le Dolomiti, dice il presidente di Confcommercio Veneto Massimo Zanon, che continua: il Veneto è la regione più turistica d'Italia, quella che maggiormente saprebbe valorizzarne la grandezza. Gli fa eco il presidente regionale di Federalberghi, una vetrina internazionale che parte dalla Regina delle Vette per estendersi su tutte le Dolomiti, spiega Marco Michielli. Un match difficile ma non impossibile se si pensa alle cifre low cost, alla sostenibilità ambientale, al record di 7 discipline olimpiche concentrate in un'unica città candidata, senza dispersioni. I numeri ci sono tutti, l'appello è che davvero la scrematura sia tecnica e non politica, perché altrimenti le valutazioni dovrebbero essere altre. Mi chiedo, a cosa si deve candidare il più grande complesso sciistico d'Europa e degli sport invernali se non alle Olimpiadi invernali? Cioè, Cortina non la possiamo candidare ai mondiali di calcio, alle Olimpiadi quelle classiche o alla Coppa del Mondo di vela o altre robe del genere, perché Cortina può solo fare quello. Allora, se decidiamo che Cortina questo giro non va bene, per la montagna è finita, perché vuol dire che montagna non ha più futuro, non ha chance dal punto di vista dei grandi eventi. Dai monti al mare, alla laguna, in particolare perché allarme moto ondoso, a lanciarlo le associazioni di Voga di Punta San Giuliano. In alcuni filmati sono state raccolte le immagini delle, per così dire, prodezze dei motoscafi. Vediamo. Velisti e vogatori del polo nautico di Punta San Giuliano pronti ad azioni di protesta contro il mancato rispetto dei limiti di velocità da parte di barchini e motoscafi. Malgrado la presenza quasi giornaliera di imbarcazioni delle forze dell'ordine, denunciano le associazioni, in questo tratto di laguna l'applicazione delle più elementari misure di sicurezza è quotidianamente violata. Gli sportivi hanno raccolto negli ultimi tempi una poderosa mole di foto e video per documentare le continue violazioni che mettono in pericolo chi si muove a remi e a vela, non solo per il rischio sempre presente di una collisione, ma soprattutto per le onde generate. Le stesse associazioni riconoscono un aumento della presenza di barche dei vigili pronte a multare i trasgressori, ma il fenomeno, sostengono, rimane fuori controllo. Servono interventi più severi e costanti e l'installazione di telecamere fisse. Giovedì mattina sarà effettuata un'azione dimostrativa condivisa dalla Consulta Laguna Media, Canottieri Mestre, Assonautica e Consorzio Operatori di San Giuliano. Sulle bricole di fronte alla punta saranno posti dei segnali di pericolo nella speranza di ridurre i comportamenti più irresponsabili.
Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia. Restate con noi. Rieccoci in studio con l'edizione veneziana dei nostri TG. Andiamo ora a San Donà con la politica. Francesca Zaccariotto torna consigliere comunale occupando lo scranno lasciato vuoto dal dimissionario Oliviero Leo. Una mossa strategica, spiegano i due esponenti di Forza Italia, per ricostruire un centrodestra moderato e alternativo alla linea del vicegovernatore leghista Gianluca Forcolin. Io credo che oggi sia un momento per noi di grande soddisfazione, perché se qualcuno mi pensava morta, oggi dovrà vedermi risuscitata. Francesca Zaccariotto entra in consiglio comunale a San Donà grazie alle dimissioni dell'ex candidato sindaco Oliviero Leo. Una mossa che è lo stesso esponente di Forza Italia a interpretare in chiave polemica con il vicegovernatore leghista Gianluca Forcolin, cui Leo imputa la responsabilità della frattura che ha portato il centrodestra alla sconfitta nel comune. Il forzista lascia dunque il posto alla neocompagna di partito, fuoriuscita dalla Lega alcuni anni fa in seguito proprio a divergenze con Forcolin. Mi sono dimesso perché con Francesca abbiamo stabilito un progetto politico e amministrativo che condivideremo in questi 5 anni. Lei, con l'esperienza amministrativa di 10 anni da sindaco, 5 di presidente della provincia di Venezia e assessore attualmente a Venezia, sicuramente ha un curriculum che è difficile contestare, anche se qualcuno magari vorrebbe oscurarla o zittirla. Il centrodestra a San Donà non è finito, sostiene Leo. Il prestigio di Zaccariotto, ex sindaco e presidente della provincia e attualmente assessore a Venezia, servirà a costruire una vera alternativa all'attuale amministrazione in consiglio comunale. Mentre io continuerò a fare politica tra la gente. Politicamente sul territorio mi prenderò l'onere, il piacere e anche l'onore di tentare una riaggregazione di quel centrodestra moderato che non è leghista e che vorrebbe a San Donà portare e proporre dei metodi futuri per la scelta del primo cittadino condivisi da tutti. Torniamo ora a Venezia. Un'impresa impegnata in alcuni lavori alla rete fognaria dell'isola del Tronchetto ha inavvertitamente danneggiato nel pomeriggio una condotta della rete Italgas. Immediatamente, informa l'azienda, sono scattate le procedure d'emergenza con polizia municipale che ha deviato il traffico e vigili del fuoco a coadiuvare i tecnici che hanno messo in sicurezza la condotta bloccando la fuoriuscita del gas. Al momento, grazie alla rete interconnessa, le utenze fuori servizio sono soltanto una decina, per lo più uffici. L'intervento di riparazione inizierà al più presto in modo da riattivare quanto prima la fornitura. Andiamo ora a Chioggia, grande successo per la terza edizione della Drifting Car, gara tra auto a trazione anteriore con lezioni di guida sicura insieme alla polizia. Vediamo. Si chiama drifting, competizione automobilistica esportata dal Giappone, dove a vincere non è il più veloce ma il più bravo, con i piloti che per l'occasione si trasformano in veri e propri maghi di acrobazie e sbandate a dir poco spettacolari. A correre con le auto rigorosamente a trazione anteriore anche molti neofiti, tra cui diversi giovani che hanno sostato e chiesto consigli agli agenti del sindacato di polizia FSP, presenti con un chiosco. Tra i corsi anche quelli di guida sicura necessari per una conoscenza tecnica e spesso salvavita. Questa è stata una delle occasioni che abbiamo voluto mettere in atto, anche per il discorso che tanti giovani si avvicinano. Abbiamo cercato di portare tanti giovani verso questo tipo di sport proprio per tirarli via dalle deviazioni sociali. Sport come aggregazione con le 50 auto in corsa per un pubblico non pagante che ha superato il migliaia di presenze arrivate un po' da tutta Italia. Dal centro Italia in su, Roma, Perugia, Ancona, fino ad arrivare a Trento, Belluno, tutte le zone, la Lombardia da Milano. Esibizione che si è tenuta alla banchina del porto di Chioggia, divenuta per il terzo anno consecutivo quasi un autodromo con i suoi 740 metri di pista. Appuntamento che ha riscosso un grande successo e che dà l'arrivederci al prossimo anno.
Ed ora un nuovo appuntamento con la programmazione della nostra emittente. Da domani sera, ogni martedì in prima serata, andrà in onda una nuova trasmissione. Si intitola Diversamente Veneto, condotta da Jesus Gomez, l'imprenditrice di origine brasiliana che ha girato il Veneto a piedi e che racconterà puntata dopo puntata le emozioni di questo viaggio. Sentiamo. Lo posso ancora raccontare in questa trasmissione che si chiama Diversamente Veneto. Brillano gli occhi a Jesus Gomez, sul volto si legge la gioia di poter continuare a raccontare il suo viaggio tra i 574 comuni veneti. Dopo averlo fatto sui social, l'imprenditrice brasiliana d'origine, veneta d'adozione, è pronta a far conoscere ad un pubblico ancora più vasto la sua esperienza che l'ha portata a percorrere più di 3.200 km a piedi. Jesus Gomez lo farà su Antenna 3 nella trasmissione Diversamente Veneto, che andrà in onda da domani ogni martedì a partire dalle 21:15. Scopro quelle cose che di più mi sono rimaste nel cuore mentre camminavo. Andavo a fare dei contributi apposta, a scoprire un Veneto diverso, un Veneto che è quello che ho visto con i miei occhi mentre camminavo. In studio insieme a lei in ogni puntata un ospite che racconterà il territorio veneto. Da un contributo un po' più storico, un po' più veneto, perché io mi sento diversamente veneta e porto in studio un Veneto vero, alla quale mi aiuta a raccontare il Veneto. Nel corso della trasmissione non si parlerà tanto delle tappe che Jesus ha percorso quanto delle emozioni provate. Il Veneto è bello nel suo intero, quello che fa la differenza sono le persone. Ogni posto c'è stata una persona che mi è rimasta nel cuore. La prima puntata, in onda domani sera, sarà dedicata al fiume sacro alla patria, il Piave. Lo raccontiamo su una chiave proprio generazionale, sulla nuova generazione, su quello che è stato la storia del Piave. Se dovessi descrivere il Piave in pochissime parole. Magico. Ed ora la programmazione di questa sera, subito dopo i TG torna 20:10, ospiti in studio questa sera Federico Canera, assessore regionale al turismo, e Alessandro De Bernardin, sindaco di Rocca Pietro, e poi ancora torna Ring, la politica alle corde. È tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio al meteo. Ben ritrovati al meteo. Qualche disturbo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di martedì 10 luglio. Sul Veneto sarà bel tempo nella prima parte della giornata con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori. Dal pomeriggio si accenderà l'instabilità sui rilievi del Bellunese e su quelli vicentini con qualche rovescio o temporale a carattere sparso. Temperature minime comprese tra 16 e 22 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 24 e 31 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione del Friuli Venezia Giulia. Bellissima mattinata all'insegna del sole su tutti i settori. Il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio qualche addensamento anche con occasionali rovesci, specie sui settori alpini. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 26 e 30 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Sarà bel tempo su tutta la nostra regione, specie al mattino, ma col passare delle ore si accenderà l'instabilità con temporali sparsi, ma piuttosto frequenti, possibili un po' su tutti i settori della nostra regione. Temperature minime sui 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 29 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.